Tornando sempre che bisogna ascoltare il cittadino, noi abbiamo una proposta reale come lista civica per fare, cioè aprire uno sportello, perché noi siamo dei cittadini, aprire uno sportello con delle proposte, con anche delle lamentele, con dei programmi per il cittadino. Cioè dare una linea diretta al cittadino, non un problema, devo parlare con una persona ma che mi ascolta e che possa risolvere le problematiche. Per creare una città unica che va da Pellestrina a Zennarino, la città metropolitana che si riallaccia a Padova a Treviso, perché siamo delle persone vere e non siamo dei politici. Poi noi andremo avanti, comunque vada come associazione per portare avanti i nostri obiettivi e le nostre proposte, quindi mi raccomando, votate per fare.